I numeri importanti sono quelli, cioè 900 che stanno per arrivare a 1000 quasi di volontari, ripeto volontari che opereranno sul nostro territorio, su 10 comuni, 24 cantieri, coinvolgendo quindi territorio, popolazione, amministrazioni comunali, la cittadinanza nel suo insieme. Oltre che a essere una grande esercitazione propedeutica alle attività per cui la protezione civile è preposta, quindi l'intervento immediato e preciso, puntuale in caso di emergenze, purtroppo non mancano le emergenze nel nostro Paese, è anche un'esercitazione finalizzata a essere propedeutica e conoscitiva per le scolaresche, formativa per tutti, anche per la popolazione, ma anche per lasciare sul territorio un concreto segno del nostro passaggio di questo anno del centenario che celebriamo, un segno tangibile quindi dell'operosità degli alpini e in particolare appunto della specializzazione della protezione civile. Abbiamo detto che mettiamo in campo le telecomunicazioni, le unità di cinofile, di soccorso in montagna, di ricerca di dispersi, di bonifica degli alvei dei torrenti e fiumi, di prove con le pompe per il caso di esondazione, in questo caso il torrente Meschio, che diventa un fiume quando va in piena nella zona bassa del Cordiglianese, poi che altro dire, il disboscamento di zone dove appunto la vegetazione è cresciuta a dismisura, il ripristino della bellezza delle mura del castello vescovile, per citarne solo alcuni voglio dire, l'esercitazione della specializzazione del gruppo Rocciatori a fianco del santuario di Sant'Augusta in Vittorio Veneto, dove verrà steso tra l'altro un grande tricolore di 300 metri quadrati proprio come segno di questo momento di patria e di italianità del movimento appunto alpini della nostra associazione. Quindi poi non solo, perché sono coinvolti anche i 19 gruppi della nostra sezione che saranno collaboratori, che assisteranno laddove ve n'è necessità tutte le squadre della protezione civile, daranno ospitalità e anche vitto per far sì che ci sia il massimo risultato con l'impiego di tutte le risorse che possiamo mettere in campo. L'obiettivo primario è comunque quello di mettere in campo tutte le attività che i volontari della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini svolgono durante l'anno e durante le calamità in cui li vedono coinvolti. L'obiettivo primario è quello di lasciare anche poi al territorio parte fattiva e tangiva di quello che i volontari fanno. Il contributo degli alunni è un contributo diciamo, di visione di quello che i volontari fanno, proveranno e potranno avere maniera di capire la componente del volontariato nella fattispecie della protezione civile, l'apporto che poi può dare a persone bisognose e comunque colpite da calamità.